Le t-shirt bianche delle mamme no fuss in cui compaiono i nomi dei figli e della quantità di sostanza perfluoralchilica che hanno nel sangue, diventate un simbolo citato dall'avvocato Matteo Ceruti, avvocato delle mamme no fuss, parti civili nel processo Miteni, durante l'arringa in tribunale a Vicenza. È una pietra d'inciampo, è una cosa che si deve sempre aver presente quando si parla di questa vicenda, perché è la quantità di sostanza sicuramente cancerogena che i propri figli hanno in questo momento e forse avranno per molta parte della loro vita. Si tratta dell'ultima udienza delle parti civili. Ad aprile inizieranno le arringhe degli avvocati difensori degli imputati al processo, parti civili che sono state quasi 300. Nell'udienza la richiesta risarcimenti per i 129 assistiti, tra cui le mamme no fuss, dagli avvocati Ceruti e Guasti, ammonta a circa 15 milioni di euro legati alla situazione di difficoltà umana vissuta dalle parti rappresentate. Avvocato che ha fatto riferimento all'esito di uno studio epidemiologico dell'Università di Padova, secondo il quale nella zona rossa ci sarebbero stati quasi 4.000 decessi in più nell'arco di 34 anni rispetto alla media. Questo è stato valutato facendo un confronto tra gli abitanti delle tre province Padova, Vicenza e Verona che abitano nella zona rossa contaminata con gli abitanti delle stesse province che abitano fuori dalla zona rossa e che quindi non sono serviti dagli acquedotti con l'acqua contaminata, e ha dato questo esito catastrofico, e da qui l'inevitabile paragone con vicende catastrofiche che il Veneto ha già vissuto, come quella del Vaionte. Certo, ben diverse, nel senso che l'evento catastrofale non è di immediata evidenza come quello che accade nel 1963, ma gli effetti sono i medesimi dal punto di vista dei costi umani.